Sì, una lettura giusta e loro sono veramente una squadra molto veloce, gli mancava anche insomma, il loro bomber davanti e avevano qualcosa in meno delle altre volte. Devo dire che i miei lì dietro hanno fatto veramente una gran partita. Noi davanti siamo stati devastanti. Ci mancavano anche dei giocatori importanti come Magri, ci mancava Liotti, ci mancava Stefano Mosciatti e via dicendo. Quindi devo dire che siamo contenti per come sia andato, anche perché con loro è veramente una bella partita, perché sono veramente una bella squadra. Beh, noi devo dire che noi siamo una rosa che non conta su 10-11 giocatori ma su 16-17, stasera l'abbiamo dimostrato, stasera ha fatto una grandissima partita Valerio Parroni che è la seconda volta che viene convocato e ha giocato uno scorcio di partita, l'ha interpretato in maniera perfetta, quindi gli faccio i complimenti e faccio i complimenti a tutti i ragazzi che c'erano in campo, anche perché oggi vincere era importante visto che le prossime tre partite saranno fuori casa e saranno tre partite molto ostiche.